Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto del vostro Marco Genduso qui pronto per commentarvi la 26ª giornata del campionato di eccellenza che vede scendere in campo i padroni di casa del Don Carlo Misilmeri e l'Accademia Trapani. Sono due formazioni sicuramente tra le più forti di questo campionato, grandi annate da ambo i lati, con il Don Carlo Misilmeri che è sicuramente una squadra da dentro casa, lo diciamo praticamente sempre, con i 42 punti di cui 29 tra le mura amiche qui del Giovanni Aloisio, dove hanno veramente fatto tantissimo, hanno fatto soprattutto molto molto bene con 29 punti appunto totalizzati. Nel frattempo noi vi lasciamo al minuto di silenzio. Inizia anche il match di questa bellissima sfida tra Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani. Il pallone toccato dai padroni di casa che cercano subito di gestirlo. Oggi un po' di assenze in realtà per il Don Carlo Misilmeri, con ad esempio la Bardera che manca, è una di quelle assenze che pesa soprattutto l'assenza in attacco di Gueye, che probabilmente, forse non me ne vogliono gli altri, ma il giocatore più pericoloso lì davanti, uno che sta facendo veramente una gran bella stagione, nonostante in realtà il gol un po' gli manchi, questo bisogna dirlo, però è un giocatore che fa tanto bene quando gioca nelle zone più offensive del campo. Intanto Cernia cerca subito una conclusione parata da Mistretta. Oggi tra l'altro anche un derby sportivi, perché sono due squadre che fanno parte, diciamo, di quest'orbita, che entrambe sposano il nostro progetto, e noi chiaramente ringraziamo per questa fiducia. Due squadre che stanno facendo molto bene. Dicevamo, chi fa molto bene sicuramente Secan, un attaccante che nella scorsa partita ha fatto ben 3 reti, una stagione come sempre, mi viene da dire, superlativa per un giocatore come lui. Tripletta la scorsa partita contro il Lascari Cefalù, una partita iniziata in realtà con un po' di difficoltà da parte di mister Amoroso, con un Lascari Cefalù di mister Bonconi invece che era più propositivo, con maggiore potenza anche da quel punto di vista. Poi però la tecnica in campo è venuta fuori, insomma, lei ha dominato poi chiaramente in lungo e in largo l'Accademia Trapani. Tanto colpo di Messina, palla e termina fuori. Continuiamo dicendo appunto che l'Accademia, dopo un inizio forse non molto esaltante, poi ha fatto sua la partita vincendo questo match con il risultato di 5-1 molto sonoro. E, insomma, adesso le ambizioni in classifica sono comunque importanti, perché l'Accademia è comunque al 7° posto con 36 punti, quindi non una classifica negativa, anzi tutto il resto. Barraco cerca subito di esplodere con la sua velocità, lo ferma però Costantino che torna in difesa. Questa è già una buonissima notizia per il Don Carlo Misilmeri, perché nell'ultimo match, ricordiamo, contro la Parma va finito 0-0 e lui non ha giocato, con Cernia che è stato costretto a giocare in una posizione che può ricoprire ma non sua, ovvero quella di difensore centrale. Insomma, l'ha fatto con buonissimi esiti, però non è sicuramente il suo ruolo. Romano torna al posto titolare.
poi Mendola con il destro cerca di scaricare dalle parti di Messina, c'è lo spazio, Messina poi sbaglia il passaggio qui, poi cross dentro, palla ribattuta. Mendola, vediamo anche la posizione in realtà di Mendola, perché è molto interessante che lo vediamo per ora come mezzala sinistra, e questo credo sia la posizione corretta. Però attenzione anche a Sannasardo, perché oggi con l'assenza di Gueye in realtà si libera un posto con Manfred che fa sicuramente la punta centrale, però bisogna vedere anche chi agirà come, permettetemi di dire, seconda punta, perché con Gueye chiaramente si attacca in due, con Gueye e appunto Manfred. Adesso invece però uno dei due manca, e quindi chi è il compagno di reparto dovrebbe essere Sannasardo, però insomma dobbiamo capire meglio. Intanto Oddo esce bene con questo break, si autolancia, scivolata di Romano, palla verso Secan che costringe al fallo Capitan Cerneia, non c'è cartellino, nel frattempo si arrabbia tanto qui, e siamo anche effettivamente d'accordo, ovvero Ranghil Muzzo che dice ai compagni dobbiamo stare attenti, questo il suo virgolettato per dire che effettivamente devono cercare di attenzione maggiormente agli attacchi dell'Accademia Trapani, perché è un attacco comunque interessante, 35 gol fatti, è il sesto migliore di questo campionato, e anche per quanto riguarda la difesa 35 gol subiti, la decima migliore difesa di questo campionato, non forse un dato esaltante da parte della formazione ospite, però attacca bene, attacca soprattutto con dei giocatori come Oddo, come Barraco in gol nella scorsa partita, ma soprattutto come Secan, un giocatore che intanto oggi affronta la propria ex squadra, quindi chissà che non abbia quella voglia in più, intanto calcia da fuori anche l'Accademia Trapani. Ci ha provato in questo caso il tentativo di Danilo Daguanno, palla fuori, Daguanno che era entrato anche bene nella gara con l'Ascoli Cefalo, facendo anche un buon assist proprio nel gol di Barraco, che dunque adesso oggi ha una chance importante per cercare di fare di più, per cercare anche di imporsi all'interno delle gerarchie di mister Amoroso, perché questa è un'opportunità veramente grande. Chi non gioca invece oggi è Pietro Benivegna, uno dei migliori in campo anche qui della scorsa partita, con tanta intensità, buoni contrasti, e poi oggi invece la scelta di non schierarlo. Manca anche Aiello, dicevamo, infatti è tornato Muzzo a giocare su quel lato, quindi Muzzo, Capozzucchi e Cosentino chiaramente a chiudere questa linea difensiva ottima da parte del Don Carlo Misilmeri, che anche dal punto di vista difensivo è veramente molto attenta, perché non soltanto offensivamente con 38 gol realizzati è il terzo miglior attacco di questo campionato, ma anche in fase difensiva non fa affatto male, perché è la quarta migliore difesa. Insomma, anche qui dei dati comunque importanti per la formazione di Mister Napoli. Proprio Mister Napoli oggi non è in panchina, perché ricordiamo squalificato. Mendola che intanto conferma quello che dicevamo prima, sta giocando una mezzala, perché è Sannasardo quello un po' più vicino, però chissà che non sia quasi, permettetemi di dire, un 3-6-1 quasi, perché sicuramente Manfred gioca molto avanti, Sannasardo è quello che si alza di più, però a turno anche Mendola si alza, eppure Cernia che poco fa ha dato anche al tiro, quindi in realtà sono tante le soluzioni, anche Pellegrino e Messina da quel lato si possono alzare. Intanto Oddo calcia in diagonale, prende la respinta però di Cosentino, che oggi però sta giocando anche, sì, sempre da centrale di difesa, però allargandosi un po' di più. Oggi già l'abbiamo visto in questi primi 7 minuti 2 volte a venire fuori il campo, quindi cercare di limitare quelle che sono le offensive delle 3-5-2, 3-4-3 praticamente, in realtà, più che 3-5-2, perché in realtà si alzano tanto Barraco, poi la posizione di Campanella, insomma è un'Accademia Trapani un po' camaleontica, perché sicuramente Barraco gioca molto laterale insieme a Secan che gioca sicuramente da punta centrale, dall'altro lato Daguanno si apre un po', poi Campanella ambiesona a centrocampo. Un assetto un po' variabile quello dell'Accademia Trapani oggi. Poi viene portato fuori Manfred, che oggi dovrà combattere con la difesa dell'Accademia Trapani,
ci immaginiamo un duello, seppur in questo momento siano un po' distanti, con Jarjo che è anche qua uno dei migliori centrali di questo campionato, lo sta dimostrando con prestazioni sontuose. Anche nello scorso match lui ha fatto anche un po' riflettere quando dalla panchina gli hanno comunicato, gli hanno detto negli ultimi 10 minuti attenzione perché sei diffidato, pensa quindi alla prossima partita. Lui tranquillamente ha detto io penso a oggi, poi la prossima si vede, insomma. Tanto cross dentro, colpo di testa di Capozzucchi che alza, poi Mistretta lascia scorrere sopra perché vede che la palla stava terminando in out. Mistretta si è invece reso protagonista in negativo, in questo caso di un gol della Sky Cefalù sulla punizione di Arena. Lui non ha calcolato bene in realtà la traiettoria della palla che è terminata in out, e dunque Jarjo campanella, lui che invece ha giganteggiato nello scorso match. Barraco dice che è dentro, non è d'accordo però il direttore di gara. La terna arbitra di oggi, ricordiamo il signore Marino di Acireale, poi il signor Somma di Palermo e Coletta di Catania. Queste le scelte della federazione. Capozzucchi prova a controllarlo, ci riesce anche, poi Pellegrino con il sinistro cerca un traversone dentro, allontana invece un po' come può Gambicchia, poi colpo di testa di Cerniglia. Pellegrino che invece arriva a questa sfida con un gran bel gol nell'ultima in casa contro il San Giorgio Piana, un gol bellissimo su calcio di punizione, uno dei 2 gol della vittoria. Poi come sempre Capozzucchi urla la seconda per dire la seconda palla, sappiamo quanto siano importanti. Nel frattempo rimessa laterale, ma Capozzucchi deve attendere un attimo perché è rimasto giù Pellegrino, si sta rialzando il numero 3, lui che ha avuto una stagione un po' sfortunata per gli infortuni, ma quando è stato bene, insomma, è sempre stato uno dei giocatori simbolo di Mister Napoli. Lui insieme chiaramente all'altro esterno che è la Vardera, oggi però ancora assente, insomma, anche qui un'assenza importante, non è l'unica, dicevamo, perché manca Iello, manca anche Gueye, insomma, ci sono delle assenze importanti oggi in casa Misilmeri, una sfida che lo è altrettanto, perché 3 punti in palio sono veramente tanto importanti. Ricordiamo 42 punti quelli collezionati dal Don Carlo Misilmeri, sono un po' di meno quelli invece dell'Accademia Trapani, sono 36, però la classifica comunque è molto corta e c'è anche un po' l'impressione che si possa vincere e perdere con chiunque in questo campionato. È un campionato molto equilibrato, dove chiaramente ci sono quelle 2 squadre lì davanti come l'Atletica e il Gela che stiamo facendo quasi un campionato a parte, lo Sciacca che è un po' una via di mezzo tra quelle 2 squadre, poi San Giorgio Piana e Misilmeri, e si posiziona difatti proprio al terzo posto. Poi dal quarto in giù, quindi con San Giorgio, Misilmeri, l'Accademia Trapani, la Parma Valle, sono tutte squadre praticamente allo stesso livello, quindi vincere questi scontri diretti sono veramente 6 punti, come viene spesso detto nel calcio che conta, quando a volte si parla di 6 punti in palio. Manfred per Messina, si gira bene, però c'è anche un tocco con il braccio. Al momento è messa l'Accademia con un 4-2-3-1, quindi l'iniziale difesa a 3 è passata invece a 4. Secan cerca la giocata ma viene subito chiuso, c'era Daguanno che cercava il pallone, campanella di testa, la mette giù Cammareri, il capitano di questa formazione. Barraco cerca il tocco verso Secan, non ci arriva, poi Cerniglia, petto di Mendola, Pellegrino con Barraco che lo infastidisce, Sanardo si autolancia con Jarjo, è veloce però gli prende anche il tempo Jarjo e poi chiama Mistretta alla battuta lunga, là dove c'è Barraco ma c'è soprattutto il colpo di testa di Pellegrino, palla in rimessa laterale. Mbie, Jarjo, Mistretta, c'è la pressione di Manfred un po' timida, poi Gambicchia per Daguanno, mette giù una palla complicata, va in avanti, cerca le Secan. Oggi sono anche molto curioso di vedere lo scontro tra Secan e Cosentino, perché sono 2 giocatori molto esperti di questo campionato. Cosentino è un giocatore classe 1988, più giovane chiaramente Secan, però anche lui tanti gol in categoria. Poi palla fuori per la conclusione Murata, poi nuovamente Romano ci ha provato dopo il tiro di Manfred. Insomma il Don Carlo Misilmeri comunque è partita bene. Romano, scontro tutto regolare, no,
non per il signor Marino, poi Pellegrino un po' arrabbiato allontana la sfera. È stata una gran bella azione questa, la avuta dal Don Carlo Misimeri, che ci ha provato un po' a buttare in rete questo pallone con il tiro di Manfred, anche lui un po' come Gueye, un po' sfortunato sotto porta. Tanto lavoro sporco, tantissimo lavoro sporco, però a volte bisogna anche segnare d'attaccante. Manfred lo sa bene, uno che i gol in categoria ne ha fatti anche tanti. Secan viene fermato da Costantino, Romano, Capozocchi, protezione alta di Secan, mette un po' di difficoltà, Muzzo allontana come può, Campanella sulla seconda palla, rimasto giù intanto Secan. Il gioco viene momentaneamente fermato. Poi sentiamo che la voce di Mister Napoli, che veramente è inconfondibile, è dietro, veramente fuori dal campo, ma dietro la porta di Di Salvo, insomma, cerca di dare sempre il suo aiuto alla propria formazione, ed è veramente la sua voce, diciamo sempre, un po' inconfondibile. E infatti continua a dare delle indicazioni, insomma, però è anche giusto così, l'allenatore lo deve fare. Al momento ferma sullo 0-0, però insomma non si può dire che sia priva di emozioni, perché ci sono stati dei tiri abbastanza importanti, o comunque più che dei tiri, delle situazioni che hanno dato anche sfoggio un po' della tecnica, della qualità di queste due formazioni che questo pomeriggio si affrontano. Dicevamo, la classifica dice quarto posto Don Carlo, Accademia settimo posto, però insomma due squadre che nonostante siano separate in classifica proprio da 6 punti, sono due formazioni che quasi, permetterei di dire, si equivalgono, perché comunque sono due grandi squadre. Intanto noi approfittiamo anche di questa piccola pausa per dare un po' sfoggio dei risultati. Nel frattempo si è tornati in campo, i risultati li diciamo dopo, con Mendola che viene subito attaccato da Campanella. Questo anche è un bel duello che vedremo probabilmente per il resto della partita. Palla sul versante opposto, poi Mendola liscia, Oddo mette il gioco con il petto, se la porta avanti, Secan va ad aiutare come sempre i compagni, poi Daguanno va all'interno del campo, Campanella anche una volta apre dalle parti del compagno di Barraco, ma l'anticipo è perfetto di Capozzucchi, che poi perde anche il pallone, ma non è Mendola che subisce il fallo. E dunque calcio di punizione con Giuseppe Romano, che dovrebbe andare lui a battere, lascia però a Costantino. Nel frattempo c'è ancora giù Mendola, e noi approfittiamo anche per leggere qualche risultato, perché al momento si è sbloccata soltanto una gara, ed è quella tra Casteldaccia e Folgore Calcio Castelvetrano, con il risultato di 1-0. Insomma, in questi primi 16 minuti di eccellenza non abbiamo visto tanti gol in tutti i campi, però siamo sicuri che sicuramente è il tempo di sbloccare un po' le partite. Poi ci saranno tanti gol e tanto spettacolo, come ogni giornata che questo campionato chiaramente ci regala. Messina anticipato, buona qui la chiusura difensiva. Messina col tacco addirittura, poi Cerniglia, palla alta verso Manfred, esce Mistretta molto molto bene. Si attacca poco dalle parti di Iannazzo sulla fascia sinistra, così come quella di Daguanno, che però preferisce quasi sempre andare verso l'interno, rientrando un po' sul destro. Testa di Imbie intanto, palla ancora una volta molto alta, attacco da parte di Messina, lo insegue Sanna Sardo. Mi sbaglia tutto però, perché Pellegrino era in anticipo, aveva capito prima la situazione, aveva letto in anticipo che questo pallone sarebbe andato dalle parti di Barraco. Infatti si è fatto trovare lì, poi però non l'ha controllata bene, ma era un po' difficile. Secan, le spalle, ringhia come sempre Capozzucchi, palla che si impenna, Pellegrino allontana col sinistro come può, direttamente dalle braccia però di Cammareri, andrà lui con una rimessa con le mani. Campanella, Cammareri, testa ancora Romano, poi Giargiù vede i compagni, vede anche soprattutto Mistretta, preferisce affidarsi a lui, ma non è una buona idea, perché Mistretta non la prende bene. Poi il presidente Arturi insegue pallone, anche il presidente Tomasino in realtà. Nel frattempo
Si ritorna in campo con Capozzucchi, sempre uno dei migliori dei suoi. Cerniglia, Capozzucchi, poi Pellegrino, Cammarelli, poi il tacco di Manfred a liberare Sannasardo dentro l'area di rigore, poi rientra, vediamo, Sannasardo va dietro per Pellegrino col sinistro, non trova nessuno, era quasi diventato un assist per il secondo palo, quasi da Futsal, ma nessuno arriva lì e dunque prima azione importante anche per Pellegrino. Nel frattempo si sblocca anche il risultato tra Città di Gela e Marineo, 1-0 il risultato. Palla che si impenna. Sarà quindi rimessa con le mani. Testa nuovamente di Iannazzo, che è molto bravo qui a non concedere momenti al Don Carlo Misilmeri, che quando attacca, lo sappiamo, è una formazione comunque molto pericolosa, è il terzo in attacco di questo campionato, insomma può vantare su giocatori che in categoria hanno sempre fatto molto molto bene, quindi anche giusto così. Nel frattempo gioco fermo, ma si ritorna finalmente in campo con Mistretta, poi Giorgio, testa di Barraco, anticipo di Cosentino sempre molto molto attento, centrale, Manfred, vede il taglio alle spalle per Sannasardo, posizione irregolare però, ci aveva provato, si era anche inserito in realtà con i tempi giusti Sannasardo, però forse un pizzichino in anticipo. Adesso sarà quindi calcio di punizione con l'Accademia Trapani che dice si deve battere dietro. Secan va a liberare i compagni, poi Mendola forse in vantaggio, preferisce invece lasciare lì a Cammarelli. Giorgio rimbalza il pallone 3 volte, poi Campanella, tacco sempre molto bello da parte del numero 4 che poi apre dalle parti di Barraco che può puntare la porta, vediamo se rientra. Barraco sul sinistro, cross sul secondo palo, Secan di testa, palla che rimane lì, poi da Guanno, Iannazzo, intervento, Campanella calcia, però il gioco era già fermo. Dunque questa è una bella azione da parte dell'Accademia Trapani, che tutto parte come sempre, lo diciamo ormai in ogni nostra dieta, ogni volta che commentiamo l'Accademia Trapani, tutto parte sempre dai piedi di Campanella, che qui con questo attacco ha liberato il pallone verso un bie 1-2 eccezionale con palla su Barraco, che poi da lì ha cercato di ha provato a pescare Secan con anche Daguanno vicino, ma non ci sono riusciti perché poi la palla è stata bloccata dal Don Carlo Misilmeri, che ha fermato dunque il possesso. Intanto Mendola, Pellegrino, c'è la sovrapposizione di Mendola, lui preferisce andare dall'altro lato perché sa che c'è l'inserimento di Messina, che però viene anche anticipato dal buon rientro di Daguanno, che non è un terzino, è un esterno, però fa un buonissimo intervento di recupero. Nel frattempo sarà rimessa tra le zone prettamente offensiva, quasi un calcio d'angolo, vediamo se effettivamente lo batterà come tale Messina. No, va corto, adesso crossa, prende però probabilmente in pieno il proprio compagno. Cerniglia, viene chiamato l'uomo, poi Romano, non c'è nulla, si continua. Cerniglia, guarda i compagni al centro, traversone, la tocca, poi Messina, anzi Sannasardo, chiedo scusa, la tocca però soprattutto Mistretta, che fa ripartire i suoi. Barraco. Finta di Barraco che rientra sul sinistro, adesso trova Cammarelli, il capitano, che vuole rientrare allo spazio, poi capisce che da lì forse è meglio tornare dietro ed effettivamente fa questa scelta. Giorgio, lancio lungo direttamente però dalle braccia di Di Salvo, che vuole qualcuno in avanti, vuole soprattutto Manfred, infatti la palla è diretta verso il numero 7 che la può controllare. Che rilancio comunque Di Salvo, complimenti al giovane portiere. Manfred rientra, va sul destro, poi si appoggia, sterzata, conclusione di Pellegrino, che quando ha quella palla sul sinistro non se lo fa ripetere 2 volte, sa che lui è un giocatore che può trovare delle traiettorie molto molto importanti, effettivamente lo prova, però questa volta non va a buon fine, si rimane dunque sul risultato di 0-0. Intanto approfittiamo per leggere un po' anche i risultati, vediamo se
si sono sbloccati dei campi in eccellenza, al momento soltanto, anzi no, il pareggio della Folgore Calcio Castelvetrano che fa 1-1 nel match esterno, in un match importante soprattutto per la zona più calda della classifica contro il Casteldaccio, invece resiste l'1-0 del Città di Gela con il Marineo, tutti gli altri campi invece sono sullo 0-0. Pellegrino, poi intervento da dietro piuttosto duro, ma anche sulle palloni da parte di Barraco che fa una bella chiusura, nonostante lui sia un esterno alto, anche in fase di difesa si fa vedere. C'è tanto cuore oggi dalla parte dell'Accademia Trapani, perché sa che comunque oggi non è una partita semplice. Bella giocata qui Cosentino che scende a petto in fuori, poi allarga di ritorno nuovamente, poi scivolata, poi conclusione da fuori, tentata da Cernia se non abbiamo visto male, e forse c'è stata una deviazione, vediamo, sì, perché sono tutti dentro la di rigore, dunque calcio d'angolo. Andrà Sannasardo a battere questo corner. Vediamo se andrà con un cross forte dentro, teso, o se invece uno più morbido. Nel frattempo è rimasto giù, però, portiere Mistretta, che ha già ricevuto qualche tiro da parte dei suoi avversari, però senza in realtà compiere parate importanti, però insomma anche quei tiri che a volte sembrano semplici da ricevere, poi in realtà sono forse anche più velenosi. Mi si è comunque fatto trovare pronto, nel frattempo si è fortunatamente rialzato e va tutto bene per lui. Traversone sul primo palo, qui dovrebbe essere stato Secan ad allontanare Sannasardo, palla che passa direttamente per Romano, di ritorno, bella palla, Sannasardo chiude la strada Cammareri, poi va giù Sannasardo e qua si prendeva anche il pallone. Nel frattempo si rialza Sannasardo, un po' invitato sia da Cammareri che da Giorgio, ma anche dal direttore di gara a rialzarsi. Dopo 25 minuti la gara è sullo 0-0, è una gran bella partita comunque, non fatevi ingannare dal risultato. Sono due squadre che stanno giocando a viso aperto, con voglia di ottenere i 3 punti. Poi Di Salvo a gran voce dice ai compagni di stringersi. Secan su Cosentino, palla che si impenna, Manfredo controlla, poi invia Campanella. Ennesima grande giocata di questo giocatore. Il rilancio lungo, che palla per Barraco, la controlla, va sul sinistro, vediamo se poi crossa, poi cerca invece un passaggio rosoterra, Pellegrino in anticipo anche su Mbie, e poi Cernia, il capitano, può allargare il gioco, vediamo se lo fa adesso per Mendola, riceve palla con il sinistro in verticale per Manfred, testa sempre da parte di Gambicchia che si appoggia rapidamente da Mistretta e dunque si ritorna da Giorgio. Cammareri, Secan anticipato, poi Cammareri mette giù la palla, Campanella mette giù la palla di testa per Cammareri, va incontro Mendola, lui preferisce cambiare tutto, qui brutta idea però da parte del capitano, un po' troppi palloni in realtà gettati per trovare qualcuno dalle altre parti, però insomma non sempre positivi. Mendola, scatta Manfreda, forse in posizione di fuorigioco, non si alza in realtà la bandierera, però sembrava da qui oltre, a meno che in realtà non fosse partito prima del centrocampo. Questo effettivamente bisognava vederlo prima. Mbie, Oddo non la aggancia bene, Mendola taglia strada, lo fa molto bene qui Luigi Mendola, Capozzucchi, Romano, Mendola, Campanella decide di chiudere la strada, molto molto alto Campanella, il giocatore fa del fisico, sente che siete doti migliori, però come diciamo anche nella scorsa partita dell'Accademia Trapani, nonostante sia un giocatore molto alto e quindi tanto Manfred ruba il pallone, poi Cammareri chiude la strada, mette un po' in difficoltà i suoi con Gambicchia che allontana, poi Barraco mette giù un pallone complicato, ma in realtà lo regala a Don Carlo Misime. Diciamo Campella, nonostante sia un giocatore anche abile nel gioco aereo, batte tutti i calci piazzati perché
è comunque un peccato non sfruttarlo lì, a battere quei calci piazzati, perché ha un piede veramente molto molto educato. Scorsa partita ha fatto, ricordiamo, 2 assist e mezzo, il mezzo è perché sul suo pallone dato a Secan e poi c'è stato il calcio di rigore, quindi insomma questo è il mezzo. Intanto Mendola, testa Secan, allontana, anzi Giorgio, chiedo scusa. Adesso sì che si va da Secan, però palla anche fuori con Muzzo in anticipo, accorcia Romano che va praticamente a prendere la posizione di Cosentino, che rientra solamente adesso, e adesso infatti Romano si alza un po' nella posizione. Infatti Sanna Sardo fa la seconda punta, questo è un po' per tornare a quello che dicevamo nei primissimi minuti della nostra diretta, dove dovevamo capire effettivamente chi fosse il sostituto di Gueye, ed è Sanna Sardo, che col Marina comunque l'ha fatto quel tipo di ruolo, quindi insomma un ruolo che conosce. Secan mette giù, poi Romano lo anticipa, Cosentino, le finte su Secare, che schiedo veramente tanto Cosentino, però fatto bene. Testa parte di Pellegrino, mette giù Manfred, poi allarga il gioco, forse un po' troppo profondo, ci arriva comunque Messena, però la palla era già terminata fuori. Forse Manfred poteva fare una giocata migliore, perché poteva anche in realtà sì girarsi come ha fatto, ma credo anche calciare, perché è vero che era abbastanza distante la porta, però un giocatore come lui da lì il destro lo può anche trovare da fuori, difficile ma non troppo. Invece ha preferito fare una giocata un po' altruista, servendo i compagni, giustamente mi verrebbe da dire, però questo anche un pizzico di egoismo a volte sarebbe la scelta migliore. Mendola di testa per Manfredo, anticipo di Gambicchia, poi Barraco mette giù le casse 2005, scambia con Secan, ma non si capiscono i due, perché Secan va sulla destra, lui invece va al centro, quindi Costantino è facilitato qui. Scivolate da Guanno, poi Imbie vince il rimpallo anche con Capitan Cerniglia in questa sfida tra numeri 8, che viene vinta al momento dal 8 ospite. Da Guanno col sinistro apre per Imbie, palla che però termina fuori e non può nulla. Testa di Sanna Sardo, Manfred mette giù, poi Ruleta se ne va in mezzo a due, che bella giocata, adesso cambia lato, vede Pellegrino che può avanzare, Pellegrino guarda la porta, forse ci prova, ci pensa, ed effettivamente ci prova. Uno col suo piede da lì deve fare però molto di più, perché è un giocatore che ha questo tipo di conclusioni, però forse ha chiesto un po' troppo. Ecco, gli dicevamo Manfredo va a provarlo con il destro, lui invece forse era qui, forse era meglio di no, però insomma quando Pellegrino guarda la porta sappiamo sempre che può essere pericoloso, quindi comunque è un'idea corretta, poi realizzazione da dimenticare. Giorgio, tanto l'Accademia Trapani attacca tanto dalle parti di Barraco, un po' di meno dalle parti invece di Daguanno. Secan è un po' chiuso nella morsa invece dei tre centrali, in particolar modo da Cosentino, poi salta Secan. Si lamentano, volevano un braccio un po' largo da parte dell'attaccante. Non c'è nulla però, come cartellino chiaramente. Cosentino, lungo, palla direttamente però da Mistretta, che ringrazia Manfred, dice a Cosentino ok la palla, però forse la voleva in maniera un po' diversa. Giorgio, avanzare il 6, Barraco controlla bene questa palla, esce Capozzucchi, lui cambia tutto verso Daguanno, salta invece Muzzo, poi Cerniglia, Capozzucchi, Romano, Di Salvo la controlla non benissimo, Secan va in pressione, lui preferisce non tenere questo possesso ma spazzare il pallone, e di fatti si tratta di rimessa laterale. Cammareri, Giorgiu, Gambicchia, c'è Iannazzo largo ma non riceve il pallone, lo riceve invece da Guanno, testa a liberare di Romano, poi Giorgio, Gambicchia cambia lato, Cammareri di prima, bene, verso Barraco che mette giù questa palla, poi cerca il passaggio in verticale, Oddo si impegna ma non riesce, forse fa fallo.
molto dolorante qui Romano. Ed è rimessa, battuta rapida, Campanella, colpesta di Barraco, poi c'è Pellegrino, messo un po' in difficoltà proprio dalla pressione, sulla pressione anzi di Barraco, un giocatore molto giovane ma con grande qualità, lo sta dimostrando quest'anno, lo sta dimostrando veramente molto molto bene. Cammareri sceglie l'interno, scambia con Barraco, poi fuori gioco. Minuto 33 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisidi. Nel frattempo si sblocca il risultato anche tra Partinico Dacia e San Giorgio Piana, 0-1, 0-1 anche tra Parma Valle di Club Palermo, 2-0 invece del Castel Dacia, anzi 2-1 sulla Folgore, 2-0, il gol della Folgore non c'era mai stato, è stato sicuramente messo in maniera erronea. Capozzucchi vede Pellegrino, si avvicina a Mendola che vuole il suo sinistro, va sul fondo, può crossare, lo fa adesso, traversone dentro, Mistretta. Gambicchia, si allarga Iannazzo ma non viene servito. Adesso da Mistretta, rilancio lungo, salta Cosentino di testa più in alto di tutti, Mendola. Palla centrale, non c'è nessuno lì. Effettivamente Manfred si gira anche benissimo qui per liberare Romano che guarda la porta, Romano va giù, calcio di punizione, fallo di Oddo. E questa è veramente importante perché da lì immagino il mancino di Pellegrino, che infatti viene pure chiamato, è giallo per Oddo, giallo giusto effettivamente perché Romano si stava buttando dentro l'area di rigore, calcio di punizione, qui Pellegrino può far male, vediamo. Riccardo Pellegrino, lui che ha segnato nella sfida, ricordiamo, contro il San Giorgio Piana, classe 1996, vice capitano anche questo pomeriggio di sole, diciamo, ogni volta vi raccontiamo anche il meteo, anche il tempo. Oggi non c'è pioggia, per niente, anzi totalmente, anzi tanto sole, anche molto caldo, una giornata piuttosto piacevole. Fischio da parte del signor Marino, va Pellegrino con il sinistro direttamente sulla zona lombare di Oddo, poi Romano cerca un'entrata sul secondo palo, Cosentino si scontra però con Mistretta. Dunque fallo in attacco, Campanella con i suoi soliti lanci meravigliosi, lo fa perfetto per Daguarno che fa anche un aggancio all'altezza del rilancio, poi Secan entra dentro, Secan ancora viaggia su quella fascia, poi cerca un traversone dentro, nessuno devia, sarà però calcio d'angolo, ma quando si accendono quei due lì è veramente difficile, con Secan e Campanella che quando dialogano, stavolta l'hanno fatto direttamente perché c'è stato in mezzo un intermediario che è stato Daguarno, però insomma quando Campanella e Secan alzano un po' quelle che sono le loro giocate, l'Accademia Trapani fa veramente tanta paura, lo sa probabilmente il Don Carlo Misimeri, lo sa soprattutto Mister Napoli che sta guardando attentamente la partita da fuori. Sarà calcio d'angolo di Campanella, allontana testa come può Mendola, poi Oddo lascia Ambie, adesso Cammarè, lui l'ultimo uomo, Mistretta sulla pressione alta di Sannasardo, minuto 37, poi Mistretta ancora, e con i piedi non è molto tranquillo il portiere, si vede perché ancora una volta fa un rilancio quasi senza guardare, giusto alle volte perché è meglio spazzare che tenere la palla sui piedi e magari perderla, quindi questo sicuramente va detto, però comunque
con i piedi non è molto tranquillo, si vede. Gambicchia. Cammareri, Giorgio. Pressione adesso di Sanna Sardo, riesce a tornare anche lui dietro, sempre da mistretta. Questa volta un buon rilancio per Secan, testa di Caposucchi. Oddo, lasciata da Guanno, che cerca come sempre di rientrare verso... Anzi, no, era Iannazzo, poi da Guanno invece sbaglia il passaggio, poi contrasta, prova a rubare il pallone, quasi ci riesce, scivolata di Oddo e anche Gianmonito un po' rischia. Secan, tutto regolare, doppio passo, Secan ancora, Secan lascia lì il pallone, Campanella verso Barraco che cerca uno spiraglio, trova Cammarelli, forse arriva un cross, vediamo, lo fa adesso sul secondo palo, sbuca Costantino, poi Barraco la controlla come può, contrasto di Pellegrino e poi Mendola allontana, palla in rimessa. 39 minuti di gioco, gara molto divertente, equilibrata, è stato giusto per ora. Sicuramente ai punti meriterebbe un po' più il Don Carlo Misilmeri, però anche l'Accademia quelle poche volte che ha attaccato l'ha fatto con costanza, l'ha fatto anche con determinazione e caparbietà. Nel frattempo è rimasto giù un giocatore, è Romano, dovrebbe essere, sì, era Romano, insomma sta prendendo un po' di botte tra virgolette, poco fa lo scontro con Oddo, poi sempre con Oddo dove l'ha fatto ammonire. Frattempo mister Amoroso che chiama Secan, probabilmente per dirgli di posizionarsi in qualche modo all'interno della di rigore per fare qualcosa, o forse per parlare proprio col direttore di gara, più la seconda probabilmente. Gioco momentaneamente fermo perché forse c'è stata un'espulsione per un membro della panchina, però che non si è capito molto bene. Eh sì, c'è stato un rosso, però cerchiamo di capire meglio. Barraco si gira bene, Cammareri, scivolata di Mendola, palla che fa come un flipper. Cammareri con le mani si libera qui Oddo, palla intelligente verso Secan, palla lontana invece come poi il Misilmeri con Cerniglia. Giorgio di testa, Cerniglia ancora da capitano, da leader, Romano va a lottare col fisico alla meglio, poi Secan gliela ruba, non è repentino, gioco però fermo con Iannazzo che mette il pallone fuori perché è rimasto giù un giocatore. Nel frattempo vantaggio Sciacca contro il Marsala, 0-1 il risultato con il gol di Cipolla. Questo è il risultato un po', poi gli altri sono quelli che vi dicevamo anche in precedenza. Si è rialzato, tutto ok adesso, fortunatamente. Quando siamo arrivati al minuto 42 di gioco, insomma una gara comunque molto divertente nonostante il risultato sia fermo sullo 0-0. Abbiamo visto diverse occasioni sia da un lato che dall'altro, palla che adesso viene rimessa in campo. Ci sarà forse anche un recupero abbastanza importante perché comunque delle pause ci sono state all'interno di questo match. Mbie, palla lunga, Costantino mette giù Mendola, vince le break qui, bella la giocata di Mendola, viene steso da Mbie e forse ci sta pure un cartellino. No, bella giocata di Mendola che infatti viene anche applaudito dai compagni che dicono ha fatto una bella giocata. Effettivamente Mendola questo tipo di giocate le deve fare perché sono nelle sue corde, è un po' il tipo di gioco che lui predilige, quello di rompere un po' le linee di centrocampo con questi dribbling. Non fa dribbling molto
particolari, leziosi, ma sempre quel dribbling giusto in cui si sposta la palla. Lì è praticamente impossibile prendergliela perché te la sposta praticamente all'ultimo. Qui esce fuori Muzzo, poi Oddo, anticipo di Messina, molto attento. Andrà Iannazzo, battere con le mani, va incontro come può Secan, perde il pallone, poi 1-2 Manfred libera Mendola leggermente in ritardo in questo pallone, poi si allunga la palla, Mendola ancora attraversa sul secondo palo, la controlla Manfred, la controlla molto bene col sinistro, viene fermato all'ultimo, poi Cerniglia guarda i compagni, apre col sinistro, trova però Barraco che fa una bella chiusura, poi perde il pallone ma c'è fallo di Pellegrino, qualche dubbio. Siamo quasi al minuto 44, vediamo quale sarà poi l'entità del recupero, crediamo almeno 2 minuti forse da recuperare, vediamo se effettivamente il signor Marino ascolterà il nostro giudizio chiaramente, o meno. Gambicchia, Iannazzo, 1-2, palla che si libera, va incontro Mbie, non la controlla questa volta perché c'è Romano che come un bulldog va a ringhiare, poi Cerniglia, apre sulla destra, Messina può crossare, vediamo, va dentro, palla interessante per Pellegrino e poi Sannasardo, forse la leva di solo dalla porta, bisogna riguardarla, poi Cerniglia apre, Romano sul destro, può calciare, vediamo, Romano sul sinistro, deviazione, sarà rimessa laterale, però gran bella azione del Don Carlo Misilmeri, tutto parte da Messina, cross per Pellegrino da esterno esterno, palla che però non entra. Poi dovrebbero essere 2 minuti quelli da recuperare, perché abbiamo visto un segno, eh sì, 2 minuti di recupero, dunque minuto 47 terminerà il primo tempo, palla alta, lontana Campanella, c'è anche un gioco pericoloso, una gamba troppo alta. Dunque abbiamo indovinato anche il recupero, sono di fatti 2 minuti quelli che ci separano dalla fine della prima frazione di gioco. Era molto divertente, come dicevamo. Secan di testa, Cosentino anzi Capozzucchi, poi Oddo mette il gioco, l'esterno apre per Barraco dentro la di rigore, un po' defilato, forse un po' troppo. Poi riesce comunque a crossare sul secondo palo, lontano di testa come proprio Campanella, attacco di Cerniglia, Sannasardo spazza più lontano che può per la velocità di Manfred che la mette giù con questo sconto, poi Giorgiosi concede anche un piccolo dribbling, lo fa uscendo veramente a testa altissima da questo scontro. Campanella sbaglia verso Barraco e dunque minuto 46 di gioco, mancano 60 secondi, 0-0, poi sarà come dicevamo intervallo dove i due tecnici, Mister Amoroso e Mister Napoli, se poi si è squalificato chiaramente dovranno intervenire per cambiare qualcosa, perché se no il risultato di 0-0 può durare fino alla fine, perché sono due squadre che si equivalgono, lo stanno dimostrando anche questo pomeriggio, sembra avercene di più, però il Don Carlo Misilmeri, dobbiamo essere sinceri, con qualche azione da gol maggiore rispetto a quelle dell'Accademia Trapani. Capozzucchi fermato, mancano 30 secondi, forse l'ultima azione per attaccare per la squadra di Mister Napoli. I biancorossi si fanno vedere con Mendola, Campanella come sempre giganteggia, poi Pellegrino, traversone dentro, Manfred, poi Sannasardo, scivolata provvidenziale, aveva anche fatto gol Sannasardo, però c'è un intervento irregolare di Manfred e dunque gioco fermo. Insomma, tanti interventi vengono fischiati da parte del signor Marino, che qui non ne tollera questi anche contrasti fisici un po' troppo veementi. Andrà dunque Mistretta e credo che con questa azione terminerà anche la prima frazione. E infatti duplice fischio da parte del direttore di gara, finisce il primo tempo con il risultato di 0-0. Noi sulle note di Battito di Fedez vi salutiamo, ma vi ricordiamo anche di rimanere sempre qui connessi, perché solo qui sui canali di Sportissimi il secondo tempo in esclusiva della sfida. Perdere col Gela fa parte un po' del percorso, un po' di tutte le squadre. Noi ci volevamo provare,
Quello che un po' è il rammarico è che abbiamo preso gol subito, potevamo tirarla un po' più a lungo e sperare di rendere una vita un po' più difficile al Gela. Non ci siamo riusciti, però comunque vada, dobbiamo dire che non è da queste partite che passa la nostra salvezza. Oggi eravamo in enorme difficoltà perché due squalificati più quello che è uno dei giocatori più importanti che abbiamo non stava al meglio, quindi chiaramente poi esce questo risultato, ma che dobbiamo soltanto accettare. Ripeto, nulla di grave, fa parte del percorso, 5 partite sono tante, daremo di tutto. Sono contento anche di come hanno approcciato il secondo tempo i ragazzi, no? Negli spogliatoi ci siamo un attimino guardati, cercare di capire come affrontarla un po' meglio anche a livello tattico e basta. Poi abbiamo affrontato il secondo tempo. I ragazzi sono impegnati, ecco, e quindi più di questo non potevamo su un risultato già compromesso. Importante non avere preso altre squalifiche e niente di più, ecco. Si pensa sicuramente di dare tutto, come daremo tutto da qui alla fine dell'anno. Sicuramente sarà una partita complessa perché Castellammare è un avversario secondo me importante, un avversario che ha fatto un campionato tranquillo. Sarà sicuramente difficile, però noi ci vogliamo salvare perché penso che ce lo meritiamo, che i ragazzi se lo meritano e quindi faremo di tutto per portare punti via. Credo in primis nella salvezza, poi se dovesse arrivare diretta, perché ci sono ancora le chance e le possibilità per farlo, bene, altrimenti ci giocheremo una partita in più perché giocare al play-out non vuol dire essere retrocessi, ecco. A Mark il mio augurio più grande di una carriera felice, piena di traguardi personali e collettivi, un ragazzo che si è meritato questa possibilità perché quando era qui ha dimostrato tanta professionalità, tanto impegno, tanti allenamenti extra e culminate poi con delle partite importanti che gli hanno concesso prima la convocazione in nazionale e poi appunto questa possibilità. L'augurio appunto di una carriera piena di soddisfazioni. Lui sa che è soltanto all'inizio e non è un punto d'arrivo e quindi avrà sempre il mio appoggio come suo allenatore del passato. Gli voglio bene, gli mando un abbraccio. Complimenti ai ragazzi perché hanno approcciato bene la gara, siamo partiti subito forte, l'abbiamo sbloccata, chiaramente il primo tempo si è chiuso con un risultato di 3-0, il secondo tempo abbiamo realizzato il quarto gol e la squadra fino alla fine non ha mai mollato sia in fase di possesso che in fase di non possesso, perciò sono contento e faccio i complimenti a tutti, a chi chiaramente ha giocato dall'inizio e chi è entrato dalla panchina. Sa dimostrare che il nostro centrocampo riesce a fare entrambe le fasi di gioco, sono contento, è normale che quando ci sono questi risultati così rotondi, so che gli attaccanti vorrebbero realizzare la rete, però hanno fatto un grandissimo lavoro lì davanti tutti i nostri attaccanti, bene per i nostri centrocampisti che hanno realizzato il gol, però c'è tanto lavoro da parte di tutti e questo è quello che deve essere stimolo per tutti per cercare di alzare l'asticella, di migliorare sempre e di continuare il nostro percorso per come stiamo facendo. Le nostre mezzali fanno tanto lavoro di ripiegamento, di pressing, di riaggressione, però nello stesso tempo riescono ad attaccare l'area avversaria e perciò va bene, è normale che non è facile, però oggi sono stati particolarmente premiati per tutto il lavoro che hanno prodotto i nostri centrocampisti, perché ha fatto gol anche Privitera, perciò va bene così. Ma Santo è un leader di questa squadra come tanti altri calciatori, oggi ha realizzato un gol chiaramente dalla lunga distanza, sono quei gol che fanno i giocatori che hanno qualità e personalità. E adesso ci godiamo questa vittoria e guardiamo, da martedì inizieremo a preparare un'altra finale, le restanti 5 per noi sono tutte finali, come ho detto già dalla settimana scorsa, perciò ci godiamo questo e da martedì testa all'Oratorio San Ciro perché dobbiamo continuare la nostra striscia e il nostro percorso senza guardare gli avversari, guardando sempre e comunque di migliorare le nostre prestazioni da qua alla fine. È normale che io da allenatore, come ho sempre detto, anzi vieto anche ai nostri dirigenti di portare telefonini in panchina perché non voglio farmi distrarre, non dobbiamo distrarci da quello che sono i risultati degli altri cambi. Noi guardiamo il nostro percorso, è normale che ho sentito un po' l'esultanza, ma per me non è cambiato niente. Io guardo in casa nostra, so che mancano 5 partite, so che devo cercare assieme al lavoro dello staff e della squadra di vincerle tutte, poi a fine campionato tireremo le somme. È normale che
un pareggio degli avversari poteva accorciare la classifica, per me non è cambiato niente, ne mancano altri 5 e noi dobbiamo fare il nostro percorso, il nostro dovere, cioè giocare le partite come vere e proprie finali da qua alla fine. Gabriele è un ragazzo che ha qualità tecniche importanti, un giocatore che adesso che magari ci vuole brillantezza, ci vuole quella velocità, lui sta facendo bene, è un ragazzo giovane, è un ragazzo secondo me di prospettiva, le volte che è stato chiamato in causa ha fatto bene, oggi ha disputato una buona gara, sicuramente è un giocatore che da qua alla fine ci può dare sicuramente un contributo importante. Incontravo una delle squadre che ultimamente insomma, hanno venduto gara alla pelle a tutti, quindi non era una squadra che rispecchiava la classifica che occupa in questo momento, lo sapevamo, avevamo visto le ultime 2 prestazioni in particolar modo, gli ultimi 2 pareggi, sapevamo che era una squadra viva, organizzata bene, guidata con un allenatore diciamo di spessore, quindi sapevamo che insomma la partita non era facile, nei primi 30 minuti siamo stati lì un pochettino, forse le condizioni del vento non hanno consentito il nostro svolgimento del gioco da basso per il quale magari dobbiamo essere un po' più, come dire, un po' più pazienti, un po' più qualitativamente efficaci, ecco, in alcune circostanze. Quindi abbiamo sbagliato dei passaggi semplici e dopo abbiamo riassettato, abbiamo insomma ripreso un pochettino le misure, soprattutto siamo andati nella verticale che sapevamo che gli avevamo preparato durante la settimana, perché sapevamo che in questo modo potevamo entrare nella difesa avversaria e ci è andata bene. Ora invece parliamo un po' di 2 giocatori in particolare, Secan e Campanella. Sono giocatori forse anche un po' fuori categoria. Ma guarda, mi fa piacere per tutte e 2, ma non voglio parlare di singoli. Dico, Secan è un giocatore che ho tenuto a battesimo io, diciamo quasi 10 anni fa nella folga di Castelvetrano, quindi mi fa piacere che diciamo, in questo percorso mi sia ritrovato io a godere di queste prestazioni, diciamo, che potrebbe fare molto di più perché ha delle qualità davvero importanti. Marco Campanella cresce di domenica in domenica, ma sta crescendo tutta la squadra, quindi stanno giocando l'uno per l'altro, credo che sia da sottolineare questa particolarità, perché ripeto, non mi piace parlare dei singoli, non mi piace parlare degli assenti, dei presenti, dico questi ragazzi hanno fatto davvero una grande cavalcata, stanno continuando a farla e sinceramente va dato un plauso a tutti, perché ripeto, hanno, così come ho sostenuto in passato, una grande cultura del lavoro, una grande cultura dell'ottenere, come dire, tramite il lavoro, la fatica, le buone prestazioni, e credo che questo sia, come dire, alla base di tutto. Adesso invece parliamo un po' dell'ultimo turno, perché il Don Carlo Misimiri ha pareggiato con la Parma, Valle San Giopiana ha vinto e Marsala ha perso. L'Accademia Trapani adesso è a meno 6 punti, non soltanto dal quinto ma anche dal quarto posto. Mister, ci credete? Ma noi innanzitutto diciamo che 15 partite fa, quando ho esordito contro l'Ascoli Cefalù, la situazione di classifica era un'altra. Quindi io penso che il nostro obiettivo primario rimane ed è quello della permanenza in questa categoria senza patemi d'animo. Naturalmente 15 partite fa trovarci in questa condizione per noi era quasi impensabile, però ripeto è frutto di tutti, è frutto del lavoro. Naturalmente stiamo lì ancora matematicamente, diciamo, non so se c'è la salvezza o non so se possiamo accedere nei playoff. Di sicuro sappiamo che ogni domenica ci prepariamo per dare il massimo e domenica prossima sarà così. Poi alla fine diremo le somme, ci fa piacere diciamo, ricoprire una posizione di classifica importante che in questo momento ci pone, come dire, fuori dalla zona calda, è quella che cerchiamo innanzitutto come obiettivo di allontanare il prima possibile. Ripeto, mancano 5 partite alla fine, quindi è importante per noi avere il massimo di quello che riusciamo ad ottenere. Adesso invece un giudizio sulla prossima gara contro il Don Carlo Misilmeri. Contro una squadra che diciamo per me tra le più attrezzate, che naturalmente poi ha perduto dei punti durante il percorso, ha perduto, come dire, la strada dalle prime posizioni, si è allontanata, però è una squadra che ha qualità, è una squadra che ha un'identità di gioco, quindi sarà una bella partita, anche perché noi insomma veniamo da una prestazione di questo tipo, vogliamo continuare, quindi grande rispetto per il Don Carlo che l'andata qua è stata anche una partita molto, molto bella tirata, interessante, quindi ci aspetteremo di andare a fare una prestazione importante come stanno facendo questi ragazzi.
Siamo tornati live e tanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida. Sempre tanta musica qui a Meselmeri per caricare i giocatori di casa. Entrano anche i direttori di gara. Nel frattempo ci dovrebbero essere subito dei cambi. Adesso vediamo anche contezza di chi siano i giocatori a subentrare. Nel frattempo si ritorna in campo più carichi che mai, giocatori di entrambe le formazioni che vorranno di certo cambiare un po' il secondo tempo, anche se chiaramente hanno fatto delle buone partite, hanno fatto una buonissima prestazione sia da un lato che dall'altro, però per vincere la partita bisogna fare anche quel qualcosina in più. Alcuni direbbero cercare e trovare il quid in più. Intanto vi mostriamo come sempre il cronometro, o meglio, il tabellino, scoreboard, poi arriverà anche il cronometro, qui ci sarà il primo tocco che dovrebbe essere di Secan, perché sta entrando sicuramente Benivegna, ma a posto di chi? Forse per Cammarelli, però, che è molto vicino, ma fare a meno del proprio capitano è un po' difficile. Vediamo perché Benivegna va in campo, però non vediamo Jargeau. E questa è una bruttissima notizia, perché Jargeau è un grande difensore e quindi insomma dover fare a meno di lui non è un qualcosa di positivo. E quindi sì, confermiamo dentro Benivegna, fuori Jargeau al minuto 46 del primo tempo. Il secondo tempo, chiaramente. E quindi vediamo perché Iannazzo è sempre qui sulla fascia sinistra, Cammarelli sempre sulla destra, con Benivegna e Gambicchia saranno invece i centrali. Benivegna che ha fatto nello scorso match il terzino, oggi invece gioca a centrale. Centrocampo invece non dovrebbe essere cambiato nulla, con Mbie, Campanella chiaramente a giganteggiare lì, poi più staccati da Guanno che qui fa un gran bel aggancio, con Oddo più centrale, invece Barraco sull'esterno, mentre invece lì davanti la punta, lo sapete chi è? Secan, grande attaccante, 3 gol nell'ultima sfida contro il Lascari Cefalù, e dunque questo è il cambio, il primo di questo match, con l'ingresso di Benivegna per Jargeau. Poi cercheremo di capire anche il motivo di questa sostituzione, forse un problema fisico. E dunque inizia anche il secondo tempo con la palla subito da Capitan Cammareri. E se di Sanna Sardo, Mbie, corre anche Manfred, Gambicchia dopo il primo palla toccato da parte di Benivegna. Iannazzo apre le parti di Secan che corre, ma Costantino è netto anticipo, infatti scorta il pallone fuori, con la rimessa dal fondo di Salvo, che adesso sicuramente, stiamo per dire, andrà a lungo, ma in realtà ha preferito andare corto, nonostante ci fosse la vicino Secan, insomma, un po' di paura dovrebbe farla Secan. Poi stacco di Cammarelli, palla che si impenna con Campanella che non bada completamente allo stile, preferisce spazzare, preferisce un po' la sostanza piuttosto che la qualità in questo caso, spazzando più lontano che si possa, ma comunque Campanella oggi forse un po' più spento rispetto alla scorsa partita, però è sempre uno dei giocatori più pericolosi. Quando ha il pallone tra i piedi l'Accademia Trapani crea sempre qualcosa e non è un caso. Testa di Muzzo, poi Cerniglia, lontana Messina, poi l'anticipo di Gambicchia, molto bene qui, riesce comunque a scaricare da Cammarelli che non sale tanto, è un terzino piuttosto statico, il più che classico terzino marcatore, per citare uno dei ruoli tattici un po' di questo calcio. È un terzino marcatore, in realtà anche Iannazzo non spinge tanto, perché comunque essendo un 4-2-3-1 si cerca di spingere piuttosto con gli esterni d'attacco, che sono comunque Barraco e Daguan, che
fanno poco dal punto di vista difensivo, tornano ogni tanto, fanno dei buoni ripiegamenti, però principalmente il lavoro negli ultimi 25 metri, quello che gli compete. Intanto Campanella in mezzo a tre, comunque perde il pallone dopo soltanto un rimpallo che lo sfavorisce, poi Mendola perde anche lui il pallone, ancora pallone lottato con Barroco che ci prova, poi Cerniglia va sul Misilmeri, esortato anche dal pubblico, si ferma Cerniglia, Romano, scambio con Manfred, spalla alla porta, può girarsi, vede il Romano col sinistro, apre tutto per la conclusione, poi passaggio dentro, parte di Pellegrino, allontana in due tempi l'Accademia Trapani, però sempre pericolosa su quelle versante con Romano che ha aperto per Pellegrino, lo apre ancora, Pellegrino, traversone dentro, Mistretta blocca, poi Di Salvo è anche un po' arrabbiato con i compagni, dice attaccate il primo palo perché sta da portiere che forse una deviazione lì può essere provvidenziale. Intanto palla lunga, ottima per lo scatto di Barraco che è tanto veloce ma chiude ancora una volta il leader della difesa, ovvero Alberto Costantino, classe 88, ex Palermo Primavera, lui che ormai tanti anni che qui a Misilmeri e sta facendo sempre molto molto bene. Muzzo per Di Salvo, pallone lungo, intanto il 2-2 è arrivato da parte della Folgore Calcio Castelvetrano contro il Casteldaccia. E dunque rimessa dal fondo con Di Salvo che questa volta andrà a lungo perché fa il cenno ai compagni di salire tutti. Scivola anche un po'. Petto di Manfred, fa sportellate, lascia lì il pallone a Mendola con il mancino, apertura ottima per Sanna Sardo che arriva contro la porta, anzi contro chiaramente Mistretta, ma si divora il gol. Che occasione per il Don Carlo Misilmeri di sfiorare questo vantaggio. Sanna Sardo se l'è divorato totalmente, era una grande occasione qui. Che palla di Mendola dopo il lavoro come sempre da parte di Manfred. Oddo lo fronteggia a Muzzo, non è a fondo il tackle, poi Romano in fase di interdizione è perfetto, apre il pallone verso Manfred che è molto largo, c'è il vantaggio però Cammareri che la difende saggiamente davanti al pubblico di casa. Tifosi che dicono che Cammareri l'abbia toccata con il ginocchio, però non abbiamo visto da qui in realtà. Muzzo, Messina, Corcia, Oddo, c'è la pressione che sale di Daguanno, li preferisce Andrea da Di Salvo, aggancio rischioso con 6 canne. Qui rinviare diciamo nello specchio della porta è un po' complicato. Manfred vince il mismatch con Benivegni, è veloce, Manfred entra dentro l'aria, poi passaggio per Cerniglia, viene fermato, va giù. Non c'è nulla, si continua. Poi Sanna Sardo mette giù, e calcia. Fece il passaggio per la conclusione da fuori. Tentata dal solito Romano e poi respinta di Mistretta. Un tiro che sembrava centrale, però ben realizzato. Dunque continua ad attaccare il Don Carlo Misilmeri che adesso meriterebbe probabilmente il vantaggio. Sarà quindi calcio d'angolo. Romano con il suo solito sinistro, battuta corta, è uno schema, ancora Romano, questa volta a traversone con il destro, secondo palo, sponda dentro, allontana Gambicchia, palla che si impenna, poi Capozzucchi non riesce ad andare avanti, riesce comunque a servire Mendola, e poi fallo, anzi no, fuori gioco dunque, minuto 51 di gioco. Ricordiamo il cambio dentro Benivegna, fuori Giorgio. Sarà quindi calcio di punizione per l'Accademia Trapani. Il solito Campanella andrà lunghissimo, non diciamo lungo ma lunghissimo, infatti fa proprio questa giocata. Testa Costantino, Oddo prova ad andare sul pallone, Mendola l'allontana come può, poi invia di testa, la tocca, è un flipper questa azione con Daguanno che esce fuori. Daguanno
palla che viene respinta dalla difesa, poi Mendola trattenuto, forse c'è un giallo, sì, che giallo per Oddo. Quindi calcio di punizione va dietro. Di Salvo cerca di andare lungo quanto più possibile, gambicchia in 2 tentativi, poi Muzzo protegge il pallone, sbaglia qui la rimessa, anche perché Manfredi è andato incontro, non è andato incontro, anzi è andato in profondità. E quindi Capozzucchi con le mani, anzi Muzzo con le mani, questa volta Manfredi la tocca ma non fa un buon lavoro. Benivegni allontana come può, Secanne la mette giù con la coscia, si gira Secanne molto bene qui dalle parti di Barraco, palla che passa, Oddo la controlla, Oddo! E Di Salvo fa un miracolo assoluto, però forse più errore da parte di Oddo questa volta. Che parata di Salvo! Manfredi va incontro, adesso anche l'Accademia Trapani si fa vedere, insomma è un inizio di secondo tempo molto divertente con 3 grandi occasioni da gol, 2 per il Don Carlo Misilmeri, 1 invece per l'Accademia Trapani. Qui protegge ma fa fallo poi Messina sotto gli occhi di Cernia, che è molto arrabbiato. Poi Cernia parla ancora col direttore di gara, che Manfredi gambicchia, Benivegna, Iannazzo mette giù il pallone, da Guanno 1-2, palla che passa ancora al centro, Secanne, poi Oddo apre tutto da Guanno che non arriva su questo pallone, però era una bella idea quella in realtà dell'Accademia Trapani, in questo caso di uscire dalla pressione in questo modo, liberando poi la velocità. Intanto forse sono pronti dei cambi. Esce sicuramente Oddo. Anzi, è un cambio per parte. Intanto è entrato entra con la maglia numero 9 Giorgio Bongiorno ed esce invece Mauro Oddo per l'Accademia Trapani, un esterno. E poi esce Messina. È entrato Longo che va sull'esterno, quindi insomma il ruolo è quello che conosce molto bene. Oggi preferito Messina, torna in campo Longo, che ha avuto molte titolarità negli ultimi tempi. Romano lotta, poi da Guanno, apre molto bene con la punta per Barraco, palla un po' troppo profonda, viene anche in difesa da Don Carlo Misilmeri, e dunque rimessa con le mani, minuto 55, 3 cambi, quindi in totale. Assolutamente anche Mister Napoli non è un allenatore che fa dei cambi subito, adesso invece il suo vice, ma comunque. Secan allarga, rientra Barraco ancora, bella finta, va sul destro, poi crossa dentro, Secan non arriva ed è calcio d'angolo, no, è rimessa dal fondo. L'ultimo tocco è stato proprio di Secan. C'è un po' di proteste in realtà, ma qui sembrava forse calcio d'angolo, con una netta deviazione dalla parte della difesa biancorossa, ma così non è stato. Muzzo, Sanna Sardo appoggia praticamente con la zona dorsale, poi Longo è fresco, Mbieque non fa complimenti, fa un intervento molto molto duro, ma sul pallone Barraco mette giù la palla, Secanne prova a dialogare i due. Adesso Bongiorno, Campanella apre da Guanno, attraverso il secondo palo, Barraco calcia! E poi la palla entra in porta! Gran bella azione dell'Accademia Trapani,
che fa 0-1 con il cross di Daguanno al secondo assist consecutivo rispetto anche al match contro il Cefalù, ancora una volta per Barraco, che questa volta lo fa molto molto più bello, mezza rovesciata, palo gol, 0-1. Adesso si complica la vita del Don Carlo Misilmeri, perché 0-1, ma manca veramente tanto, siamo soltanto al minuto 57, c'è tutta la partita, tanto è ancora Giumbie in questo momento. Effettivamente bisogna attendere un pochettino. Bisogna attendere un po' prima di tornare in campo. Si è rialzato un bie, però tutto ok fortunatamente, e poi sono pronti altri cambi. Forse si è alzato Gambino, se non abbiamo visto male. Fuori Pellegrino intanto. Entra Gambino e quindi dunque è un attaccante per un esterno, con Mendola che andrà a fare l'esterno di fascia sinistra. Dunque si ritorna in campo con Romano, Cossentino, Di Salvo, testa di Cerniglia, poi anticipo di Gambicchia, prova a mettere giù Daguanno. Molto dolorante scontro con Nemmuzzo. Poi Cosentino dice fuori dal campo, quindi si può continuare, però. È molto dolorante qui Daguanno, ma si continua perché è anche fuori dal campo, quindi Sanna Sardo, Cossentino, Cossentino si muove per qualche metro, poi Longo, bravo qui Iannazzo, Muzzo con le mani, palla sfonda di testa con Cerniglia, quasi ci arriva. Poi Cossentino buca qui l'intervento, Muzzo di testa, Cossentino ancora rimbalzo, lo calcola e alza questa palla di testa, poi sale in cielo Benivegna e aiuta anche Campanella, che poi allarga dalle parti di Barraco, che può partire autore del gol, che ovviamente decide questo match. Barraco è veloce, va sul destro, traversone murato, sarà calcio d'angolo. Tanto Daguanno chiede di poter rientrare. Grande, bella partita per Danilo Daguanno, bell'assist, il secondo consecutivo, dicevamo, dopo quello contro il Lasca e Cefalù, proprio per Barraco. Insomma è un'asta che funziona questa tra i due calciatori. Minuto 60, alza le braccia al cielo, poi cross dentro, colpo in testa da parte di Iannazzo, palla che termina fuori non di molto, un po' di brividi. Misilmeri però sembra un po' in confusione, ha un po' pagato questo gol che ha subito. Palla che passa, Gambino, prima non è toccato Benivegna, subito a dargli fastidio, poi Romano, gran bella idea in verticale, ma fuori gioco. Quindi calcio di punizione, ancora non si sono visti due neoentrati, Longo e Gambino. È vero che sono passati pochi minuti, però pochi palloni giocabili per i due, soprattutto per Gambino. Campanella mette giù Barraco, non si passa da Capozzucchi. E poi rimessa con le mani, guadagna qualche secondino in più Cammareri con esperienza. Lui molto esperto, poi Barraco va giù, si lotta ancora da terra, Mendola, Campanella gli ruba il pallone, palla che si impenna, poi Cosentino ancora con la testa, allontana Cerniglia come può, va incontro Manfred, oggi è privo del suo compagno di giochi Gueye, si sente tanto l'assenza
dell'attaccante. Palla alta con Nembie, va incontro come può il neoentrato Buongiorno, palla ancora una volta allontanata, questa volta fatto da Muzzo, poi Capozzucchi la riceve, si autolancia, fa tutto sullo scivolata di Campanella, lo salta, poi un piccolo rimpallo favorisce comunque i biancorossi con Sanna Sardo. Romano e Shane Breck molto molto bene con la sua enorme qualità. Sanna Sardo, lui che ha sprecato un'occasione gigantesca all'inizio secondo tempo. Manfred mette giù la palla, con l'esterno si appoggia, vede sulla fascia Mendola che rientra, poi anche lui va corto, Beniveglia capisce tutto in anticipo, infatti ferma l'esito biancorosso, poi palla nuovamente da Sanasardo che sbaglia, Cammareri, testa di Buongiorno per liberare Barraco che però non può arrivarci. Forse il primo, non voglio chiamarlo errore, ma magari forse la prima azione non è positivissima, chiamiamola così. Chiaramente questo non è un errore da parte di Barraco che non è semplicemente arrivato col pallone. Tanto gioco fermo perché c'è un giocatore a terra. Ci auguriamo che sia tutto ok però. Nel frattempo diamo contezza anche dei risultati di giornata con il pareggio al momento tra Cefalù e Città di San Vito. 2-1 invece per il San Giorgio Piana contro il Partinico d'Acer, raddoppia invece il Gela, raddoppia anche lo Sciacca, rispettivamente con Rotorio San Ciro, Giorgio Marineo e Marsala. I risultati sono tutti gli stessi, insomma vi avevo anche detto durante la partita. Dunque palla restituita. Adesso Mistretta. Poi Sanna Sardo in mezzo a due, bella giocata, Sanna Sardo anche il terzo. Sanna Sardo apre tutto per la velocità di Gambino che viene però beccato forse con una palla nel tacco probabilmente. Barraco cerca di controllare questo pallone ma è tanto complicata, dicevamo bella giocata di Sanna Sardo perché qui dopo aver saltato tre avversari ha provato la verticale verso Gambino che nel modo di ricevere il pallone si è girato ma con il tacco non l'ha fatta passare. Poi Cerniglia, si dice fallo. Va Cosentino. Romano. Cammareri, palla che passa nuovamente da parte di Cammareri, poi lancio lungo verso Secan, testa Cosentino con di salvo in anticipo, si allunga un po' il pallone Muzzo, riesce comunque a servire i compagni, però sbaglia perché Campanella in anticipo, poi Secan e Cosentino chiude, Campanella buca, questa volta l'aggancio, poi fa fallo. E subito scusa però Manfred. Adesso andrà Cerniglia a battere, avanza un po' con il pallone. Romano non ne trova nessuno ben nesso. E infatti rilancia decisamente male però. Anche il vento sicuramente non aiuta però questo genere di lanci. Cosentino, fallo giallo sicuramente. Infatti giallo anche per Alberto Cosentino. Ha sfuggito al dribbling, se non abbiamo visto male Buongiorno però. Campanella. Iannazzo mette giù la palla, con il sinistro avanza, una delle prime sgaloppate da parte del laterale sinistro, poi fa fallo, si scontra con Cerniglia. Cerniglia è molto arrabbiato.
andrà Di Salvo adesso a battere, infatti rilancio lunghissimo per Manfredo, la tocca di testa, non è, basta però tenerla in campo. Qui anche Gueye che molto arrabbiato cercava di dare consigli ai compagni. Secan non riesce a toccare il pallone questa volta. Cosentino, diciamo Gueye qui fuori che non è, sta cercando di dare dei consigli. Poco fa parlava con Longo dicendo cerca di puntare maggiormente, cerca di essere anche, di mettere un po' più di guizzi, perché puoi puntare l'uomo, lo devi fare, diceva anche scambiati la palla con Cernia e poi ti butti in avanti, perché la palla ti arriva comunque. Sanna Sardo. Muzzo per Longo, mette invece giù il pallone in Manfredi, gira bene con il tacco, poi palla dietro da Romano. Mendola vince questo duello, poi cerca il pallone di passare ma non riesce, si riparte con Buongiorno che è anche fresco per partire. Barraco, sempre molto molto tecnico, Barraco entra dentro, quasi scivola e poi ruba il tempo, spazio, pallone, tutto Capozocchi. Bella gara ancora una volta del centrale delle Misilmeri, poi Mendola si è un po' fermato, trova adesso Gambino che fa da boa, prende fallo, fa risalire i suoi, però forse da lì più che prendere falli e risalire bisogna anche velocizzare un po' il gioco, cercare maggiormente gli esterni con Mendola e Longo, soprattutto quest'ultimo che è anche fresco. Cernia, palla lunga, Beniveglia di testa, poi in via allontana come può, c'è Secan che va a pressare, ma è una pressione un po' timida, in realtà va a prendere su Muzzo, ma commette anche fallo. Cosentino. Palla lunga verso Longo, che ormai praticamente viene comandato da Gueye, che gli dice tutti i movimenti da fare, gli dice fai questo, vai più avanti, vai più indietro, apriti un po'. Iannazzo, testa di Muzzo con ha impattato proprio con la zona frontale, si è sentito proprio il rumore del pallone, capito perfettamente, spinge un po', poi Costantino allontana come può, mette giù Gambino, cerca un dribbling, non gli riesce, Gambino ancora alle spalle, prova lo con Longo, palla che passa però non termina tra i piedi del 18 appena entrato. Minuto 70, c'è ancora tanto da giocare, 20 minuti ci separano alla fine. 0-1 il risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante, ma la gara aperta a tutti i risultati. Meglio le Doncarlo Misilmeri in tanti tratti della partita, però ad andare in vantaggio poi è stata la formazione ospite che ha sfruttato la bella girata di Barraco sulla iniziativa di Daguanno. Va un po' troppo sull'esterno qui, se no Sardo. Beniveglia fa una bellissima chiusura, ma è un buon giocatore Beniveglia, lo conosciamo molto bene, abbiamo commentato diverse volte, è un difensore molto molto duttile che fa della velocità, della grinta le sue doti migliori. Adesso un po' di nervosismo in campo, però è stata una gara molto corretta, però adesso complice anche l'importanza dei punti e inizia a essere anche un po' nervosa. Iannazzo non fa fallo Cerniglia, poi col sinistro Muzzo che apre un po'. Poi Cerniglia e Iannazzo non fanno amicizia. Secan vuole girarsi su Muzzo, fa una bella chiusura, però il difensore argentino Secan commette pure fallo.
Cosentino va incontro Sannasardo. Cerniglia, il dribbling di Longo, poi apre tutto, bella palla verso Manfredi, chiude Cammareri in diagonale. Questa era una bellissima idea però di Longo, poi bravo qui a rubare il pallone, ma lo fa in modo irregolare Gambino. Qualche dubbio però qui. Nel tempo le voci anche di Gueye che potrebbe avere un grande futuro da allenatore, perché l'abbiamo visto comandato giallo per Cerniglia. Dicevamo che Gueye potrebbe avere anche un buon futuro da allenatore, perché l'abbiamo visto gestire tatticamente Longo. Insomma, è un bel gesto quando un giocatore più esperto dà consigli a un ragazzo più giovane che si sta magari approcciando ora a questo calcio. Sono sempre dei gesti molto belli. Muzzo per Romano, apre cercando di sfruttare l'altezza di Gambino, che effettivamente riesce, ma poi allontana Cammareri, palla che rimbalza, Muzzola scorta fino all'uscita. Longo, fallo, sì, Sumbie. Molto sicuro il direttore di gara, dice fallo. Adesso va Campanella a battere. Palla che si impegna, insomma, classica giocata da parte dell'Accademia Trapani, con le sventagliate lunghe da parte di Marco Campanella, che è sempre, insomma, precisissimo anche oggi. Mbie prova ad aprire verso Campanella, vince il break sul primo contrasto, poi fallo in attacco. Salvo a battere. Testa Cammareri, sporca un attimo verso Benivegna, che poi spazza più lontano che può. Secanne va in conto ma non riesce. Cosentino, anche lui in avanti, mette giù Manfre. Oggi veramente lasciato un po' troppo solo. Sannasardo alza la palla, gran bella idea. Mendola entra dentro, Mendola mette dentro! E poi la palla va sull'esterno della rete, si disperano tutti, si dispera anche Gueye che è fuori. Ma questa palla non vuole entrare questo pomeriggio. Poi le urla anche da parte della panchina di casa, che dice dai che lo facciamo. Insomma, ci crede il Don Carlo Misimeri, deve farlo, perché comunque sta giocando una buona partita. Muzzo, Mbie, Campanella, poi passaggio Mendola, poi Longo rientra, prova a vincere il primo rimpallo. Longo e Mistretta con un rimbalzo che stava quasi per fregarlo, si accartoccia e blocca la palla. Però questa è veramente una grande azione. Ancora Mistretta, va a lungo per cercare Secan, trova però Cosentino, poi testa lunga Cerniglia come può. Manfre apre, Longo ancora, è molto carico oggi il 18, cerca un'apertura su Sannasardo, poi palla quasi che favorisce Manfre, favorisce soprattutto però Mistretta, che va giù, 1,76 e guadagna qualche secondo in più. Mancano 14 minuti alla fine della partita, una gara molto molto divertente. La punizione con Romano, c'è anche Cosentino vicino a lui. Si cambia gioco da Longo con la spalla, però la palla è già fuori. C'è anche un giallo però, giallo per Iannazzo.
Iannazzo mette a dura prova anche il direttore di gara perché dice la prossima ti butto fuori. Il Romano poi non riesce a tenerla in campo, dunque rimessa a terra ancora Iannazzo. Iannazzo tocca a Cerniglia, poi Muzzo che prova ad aprire le parti di Sannasardo che la controlla con il tacco. Longo sbaglia il passaggio di ritorno. Buongiorno da Guanno qui cerca un'apertura, però trova soprattutto la gamba puntuale di Capozzucchi, poi si scontra con il proprio compagno. Gambino aiuta del rimessa laterale, poi forse una trattenuta, infatti fallo. Lunga a cercare da Guanno che mette giù, poi Capozzucchi, anzi Muzzo taglia tutto, taglia la strada, lo fa benissimo, testa lunga Sannasardo, poi sale in cielo anche Gambino, ma Benivegna è sempre presente, onnipresente in tutte le azioni. Gran bel secondo tempo da parte del giocatore entrato al primo minuto del secondo tempo. Cerniglia, Manfre va in contro facendo una sponda. Romano apre bene dalle parti di Mendola che può puntare l'uomo, decide invece di scaricare su Sannasardo che ha più spazio davanti a sé. Mendola guarda i compagni al centro, rientra Mendola, traversone per il controllo di Manfre che però è in fuorigioco. Sta provando un po' con tutte le circostanze il Don Carlo Misilmeri, ma non riesce a trovare questo gol che tanto meriterebbe, dobbiamo essere sinceri. Cerniglia, gioco fermo, fallo di Daguanno, anche giallo. Pronto un altro cambio nel frattempo per gli ospiti. Palla lunga per la velocità di Manfre, poi un rimpallo, Cerniglia mette giù, spinge anche un po' Gambino che si trova lì, poi apre per Mendola, traversone ottimo, dentro Iannazzo forse con la spalla, la mette in calcio d'angolo. Insomma si continua ad attaccare per il Don Carlo Misilmeri che non sta rinunciando, non sta mollando mai, e questo sicuramente deve essere un qualcosa da lodare. Romano va dentro, Mistretta, poi conclusione di Longo, respinta da un compagno, forse da Capozzucchi. Iannazzo è veloce, rientra molto bene Iannazzo, si appoggia, Buongiorno, anzi Daguanno apre dall'altra parte per Barraco che la mette ancora giù, Barraco Di Salvo ancora, fa un miracolo questa volta, si rimane sullo 0-1 al minuto 81 di gioco. Che parata di Di Salvo. Anche un po' incredulo Barraco, però Barraco ha fatto il gol più difficile. Adesso ha avuto questa occasione. Poi sentiamo anche Di Salvo che effettivamente è un portiere molto giovane, però si fa sentire comunque con i compagni, anche con i compagni un po' più esperti, e dice abbiamo subito un gol e che fa? Non giochiamo più. C'è anche ragione effettivamente, come si può dare torto a Di Salvo. Nel frattempo un po' si scontrano in zona di rigore. Intanto in campo Bojang nel frattempo. Traversoni dentro con Cosentino che allontana come può. Poi Mbie che lotta ancora una volta con Potenza. Questa volta fa fallo. Longo che si è trovato in quella posizione.
Non se l'è fatto dire 2 volte, insomma, per saltare l'uomo. Poi invece Longo ha commesso fallo. Va Campanella, battuta lunga. Poi qua si stava arrivando su Benivegna che alza la mano come a dire la battuta è ancora nostra. Però insomma questi palloni di Campanella sono sempre tanto pericolosi. Iannazzo va a battere la rimessa. Buongiorno. Iannazzo, non si capiscono i due. È stata però una deviazione. Ancora Iannazzo. Da Guanno. La tiene lì. Vuole liberare forse il compagno. Poi va giù. Cerca una punizione. Non c'è nulla però. Con Emuzzo che fa un buon lavoro, ma è ancora rimessa per l'Accademia Trapani, che dunque continua a attaccare il minuto 83 e 30 secondi, non manca moltissimo. Poi Iannazzo ancora va a ringhiare Cerniglia, ma in maniera non positiva perché è ancora rimessa per l'Accademia Trapani, chiedo scusa. Poi cambio di rimessa, brutta battuta di Iannazzo. Sarà dunque rimessa biancorossa con Muzzo che vuole un compagno vicino. Un po' tutti scappano, ma lui vuole qualcuno per poter dare la palla. E qui sceglie Gambino, trattenuta di Mbie. Gli fa un buon lavoro con il fisico Gambino. Il dribbling ottimo di Gambino che salta l'uomo, poi guarda la porta, cerca il tiro col sinistro. Decisamente da dimenticare però il tiro delle 22. Gambino non è entrato bene però in partita. E un po' la mancanza di Gueye si sente, anzi senza un po', si sente tanto la mancanza. Andrà a Mistretta, minuto 84. Campanella ancora una volta a mettere la testa. Poi Longo, deviazione di Iannazzo. Mbie le urla ma si continua alle spalle. Lo scatto di Gambino che però è pizzicato in posizione di fuorigioco. Manfred aiuta ad alzare Mbie, è un bel gesto da parte del numero 7. Qui vediamo infatti che è molto arrabbiato e sconsolato, dovremmo dire. Palla lunga, Muzzo la controlla nonostante la pressione alta da parte di Secan. Oggi non si è tanto visto al capitano, il vice capitano. Tanto forse poi Iannazzo e Cernia, come dicevamo anche prima, non fanno amicizia. Cerniglia mette giù la palla, scambia con Muzzo, pressione di Mbie. Poi Longo apre, scivolata di Secan, che voleva anche un attimino dirci ok, forse non ho segnato, non ho fatto assist, però la mia gara comunque è positiva. E siamo effettivamente d'accordo con Secan, non si può mai dire che giochi male, anzi fa tanto lavoro, però forse magari a differenza della scorsa partita dove ci ha abituati con una bellissima tripletta, non vederlo segnare è un po' strano. Mendola va sul lato di sinistra, crossa dentro per Longo, buca Iannazzo, ancora Longo, calcia sul secondo e poi non arriva nessuno a deviare. L'hanno levata Campanella e Benivegna, hanno salvato l'Accademia Trapani, ma si continua ad attaccare. Cosentino, Romano da play, lavora bene. Cerniglia guarda i compagni, attraversa sul secondo palo, la tocca Gambino, anzi la tocca Manfred, però c'è una posizione di fuorigioco. Forse non sono molto sicuro che fosse fuorigioco, però sicuramente il guardarile l'ha messo decisamente meglio di noi. E dunque si rimane 0-1. Ci sono state delle interruzioni, ma non tantissime, quindi non crediamo ci sia un recupero cospicuo. Forse i più che classici 3 minuti, giusto per i cambi. Iannazzo allontana come può per Secan, Costantino di testa la mette giù.
poi testa di Cerniglia, mette giù ancora una volta lottando Buongiorno, poi Longo, fallo. Aspetta! Albe, andiamo, Albe! Aspetta la palla tutti! No, prendete da dentro! Il Romano andrà a lungo, bisogna buttare i palloni dentro per cercare i centimetri di testa, la tocca la palla che rimane lì e non è calcio di rigore. Si chiedeva a gran voce con Cosentino che non ci crede nemmeno Sannasardo. E dunque Iannazzo viene chiamato alla corsa sulla sinistra, non vuole fare fallo Sannasardo che lo ferma, poi con l'aiuto anche di Cerniglia, i due ancora una volta si agganciano, insomma stanno un po' rischiando, entrambi sono già ammoniti. Poi c'è un giocatore giù, però Sannasardo, ma si è rialzato. Mendola, buon lavoro anche d'esterno, traversone interessante per Longo, rimette ancora dentro e poi non arriva la deviazione Sannasardo perché Mistretta blocca, ma la chiusura provvidenziale è comunque di gambicchia, dobbiamo dirlo, perché lì Sannasardo chiaramente non avrebbe mai sbagliato. Minuto 89, manca un minuto, poi conosceremo anche probabilmente l'entità del recupero. Poi Campanella prova a prendere il pallone, ma l'anticipa Gambino. Adesso il Don Carlo deve provare fino all'ultimo di agguantare un pareggio che sarebbe forse anche un po' poco per quello che in realtà hanno creato, però adesso potrebbe significare tantissimo non perdere la partita. Mbie. Iannazzo. Ancora col sinistro, butta un po' in avanti, forse per fare passare anche un po' il tempo. Siamo a 30 secondi dal 90esimo, vediamo quanto verrà effettivamente dato. Muzzo, Sannasardo gambicchia, intervento molto duro, ma si continua? No, con Longo, con Muzzo che è veramente tanto arrabbiato. Allora, volevano sicuramente i ragazzi di casa continuare per recuperare il vantaggio, perché comunque è stato fallo da parte dell'Accademia Trapani, però c'era un giocatore molto dolorante. E poi Muzzo rischia tanto, effettivamente. Sì, no, rosso Capozzucchi. Rosso per Capozzucchi, però non abbiamo capito il motivo. Rosso per Capozzucchi, però allora vedevamo Muzzo lamentarsi tanto. Capozzucchi però Muzzo! Il nome, Muzzo! E qui insomma Muzzo è tanto arrabbiato. Capozzucchi è andato fuori, però non abbiamo capito il motivo in realtà. Stavamo un po' guardando Muzzo che stava tanto lamentando, ci siamo persi forse Capozzucchi. Che è sprecato la categoria! Rimasto ancora giù Gambicchia, siamo già ben oltre il minuto 90, insomma non si gioca però da un po'. Scrivelo che lo porti in Serie B. Vediamo perché ancora il gioco è fermo. Tanto 4-0 Città di Gela contro il Marineo, 3-0 Casteldaccia, 1-3 San Giorgio Piano invece. Tanto è molto dolorante Gambicchia che deve lasciare anche il campo, forse ci sarà un cambio? Sì, perché vediamo effettivamente qualcuno che sta entrando. Adesso vediamo anche contezza di chi si tratta. I cambi dell'Accademia hanno funzionato, in particolar modo quello di Benivegna, un po' di meno Bojang che ha avuto praticamente 0 occasioni
palla al piede. È entrato con la numero 18 Samanna, classe 2005 per Gambicchia. Dovrebbe andare Campanella a fare il centrale adesso. Nel frattempo ci sono tante urla, si sta capendo poco. Va Romano a battere con il sinistro. Forse sono 5 minuti di recupero, ma non si vede molto bene. Romano va con il sinistro a cercare il secondo palo, una sponda aerea di testa la fa Cosentino, poi palla che rimane lì ancora rimessa dentro per la conclusione di Longo, che va col piattone ma va male questa volta. Palla fuori, che occasione per Longo. Poi c'è un giocatore a terra. Gioco ancora fermo, si sta giocando praticamente nulla. Sono tutti lì davanti un po' a capire cosa sia successo e come stia soprattutto. Che è un po' la cosa più importante, capire intanto le condizioni, che quelle sono fondamentali per valutare anche un po' le condizioni. Si è rialzato però sul Dorante. Tempo Missetta dovrebbe andare alla battuta. Siamo al minuto 94 e 30 secondi, però non si è giocato praticamente nulla del recupero, se non forse un minuto. Benivegna va fuori, però adesso sicuramente rientrerà dopo la botta ricevuta. Campanella va lunghissimo come sempre. Testa da parte di Mendola, adesso partito come mezzala, poi dato fuori gioco di Secan, partito come mezzala, poi ha fatto l'esterno, adesso fa quasi il terzino, fa un po' tutto. Mendola può fare tutto questo giocatore comunque. Romano cerca di alzare lui il baricentro verso Manfred, stacca di testa con Campanella, poi con il petto la mette giù Samanna come può. Bojang si autolancia, Muzzo scivolata, Bojang la tiene lì, sa che non deve battere veloce, sa che può perdere qualche secondino in più. Andrà quindi Iannazzo, le rimesse sono tutte sue, avendo anche qualche secondo in più. Cercherà la torre di Secan, Muzzo in anticipo, poi Bojang ancora nasconde il pallone, può fare ancora conclusione, invece decide di scaricare da fuori, perché Daguanno ci aveva provato con il destro e lì si è sposato infatti sull'out di destra Samanna, con Daguanno che invece fa l'interno al posto di Campanella, che invece è andato a fare il centrale vista l'uscita di Gambicchia. Questo è un po' il cambio. Ricordiamo invece Bojang, che è entrato al posto di Barraco, si è schierato sulla sinistra prendendo il posto, quello che era al momento di Daguanno, che appunto si è schierato poi in zona centrale con invece Bongiorno, che sta agendo praticamente da trequartista, il ruolo quello che ha visto iniziare Oddo in questo match. Muzzo nel frattempo, il passaggio ancora a liberare Cerniglia, che quasi fa il centrale adesso, ma lo può fare. Mendola, anticipo di Benivegna ancora, minuto 96-30, non sappiamo quanto manchi di preciso, ma crediamo che manchi poco. Poi Campanella, fallo, che non è d'accordo Marco Campanella, ma vede che sembra effettivamente potesse esserci. Manfred si è già rialzato, Campanella invece è ancora giù. Dice fischio io il signor Marino, sarà calcio di punizione, ed questo è importante. Non c'è più un battitore come Pellegrino, che da lì secondo me col sinistro avrebbe voluto calciare. Avrebbe anche, diciamo, preferito calciare forse questa che piuttosto che quella di prima. Però insomma si può chiedere di tutto.
E dunque, calcio di punizione, andrà Romano comunque. Non è il sinistro di Pellegrino, ma è un altro sinistro molto, molto educato. Vediamo se fa una delle sue magie Giuseppe Romano. E credo che da lì voglia calciare, perché da lì non ci sono altre soluzioni. Si può crossare, ma da lì è ghiotta. Va Romano con il sinistro, palla che passa, Mistretta, e poi sulle tappine Cosentino non arriva, ma ancora una volta che parata di Mistretta. Adesso sta veramente chiudendo la porta. Sarà calcio d'angolo. Sempre Romano si impadronisce della battuta, Cosentino di testa, forse deviazione, e poi non c'è più tempo perché dopo 98 minuti finisce la partita, vince l'Accademia Trapani, fa un grande colpo in trasferta e batte una delle corazzate di questo campionato che è il Don Carlo Misilmeri con il risultato di 0-1. Una gara molto molto divertente, come vi abbiamo raccontato oggi in questo caldo pomeriggio di Misilmeri. Una vittoria importantissima per l'Accademia Trapani, che adesso inizia veramente a fare sul serio. Settimana scorsa parlavamo infatti con il tecnico dicendo se ci crede alla situazione in classifica, alla zona playoff. Adesso insomma credo che debba crederci sempre di più, perché il quinto posto rappresentato proprio dal Don Carlo Misilmeri è distante solamente 3 punti. Invece battuta d'arresto per il Misilmeri, che dentro casa invece aveva sempre fatto molto molto bene, ottiene la sua seconda sconfitta tra le mura amiche. Insomma, un qualcosa che possiamo dirlo non capita molto di rado, perché l'ultima sconfitta in casa risaleva a settembre, era la prima di campionato contro lo Sciacca. Insomma, è passato veramente una vita. Nel frattempo noi con le note di Balorda Nostalgia di Olli, vincitore di Sanremo, vi salutiamo, vi ringraziamo come sempre. Qui da Marco Genduso è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.